Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera Claudio. Ciao Mary. Finalmente ci ritroviamo insieme dopo quasi un mesetto. Sì, un mesetto. Un mesetto. Sì. La terza puntata di questo fantastico talent interamente curato da te e da Raff. Esatto. E questa sera ci ritroviamo per la terza puntata. Tra l'altro dobbiamo dare il benvenuto anche al nostro sponsor. Esatto. Allora, volevo dire a tutti i telespettatori che all'interno del talent c'è la possibilità di aderire come sponsor e questa sera noi abbiamo uno sponsor di puntata che parliamo della lavanderia di Mariangela e Angelo. Esatto, MK Wash, dove loro si trovano a Mascali in via Vitaliano Brancati numero 16. Loro si occupano anche di noleggio biancheria per case, vacanze, B&B, ristoranti, case di riposo. Il servizio a domicilio è gratuito. Bene. C'è il numero 342 6291 021, quindi ringraziamo Mariangela e Angelo per aver aderito nella terza puntata e loro sono gli sponsor di questa terza puntata del Talent Show. Ma a noi fa piacere perché insomma entrare a far parte come sponsor all'interno degli appuntamenti è sempre molto piacevole. Se anche tu che ci stai guardando hai un'attività e vuoi partecipare, puoi contattarci tranquillamente, anzi vi diamo il benvenuto, soprattutto adesso che si sta per avvicinare finalmente il tanto atteso periodo estivo. Esatto. Si inizierà ad andare al mare. Anche voi, se vi volete rilassare, avete bisogno di chi vi lava la biancheria. Posso dire una cosa? Sì. Questo vestito è stato interamente lavato e stirato dalla MK Wash. Fammi un giravolta, fai vedere quanto sei perfetto. Grazie Mariangela. Giravolta. Visto ragazzi, abbiamo la prova Grazie tangibile. Mariangela e Angelo. Bravi ragazzi. Noi ringraziamo il nostro sponsor e ricordiamo che se volete potete entrare a far parte di questo fantastico appuntamento che quasi ogni mese insomma tiene compagnia ai nostri radiotelespettatori. Quest'oggi mi hai portato novità e anche... Oh, che bello questa cosa. Anzi, abbiamo una grande puntata. quindi rilassatevi, perché per i prossimi 60 minuti staremo insieme. Anzi, vogliamo anche ricordare che se anche tu che ci segui da casa magari hai un talento nascosto o semplicemente un hobby, la voglia di mostrarti in TV, puoi farlo. Basta contattare me, Raffa D'Amico o Mary. Sei un cantante, ballerina, comico. Tutto vogliamo! Vuoi partecipare al The Talent Show? Vieni qua. Esatto. Ci contatti. E soprattutto si divertono. Esatto. E noi ci divertiamo pure. Stasera vedremo le novità che Claudio ha deciso di portarci. Sì. Ho visto che apriremo con una voce femminile stasera. Sì, una gran bella voce, lei è un talento, anche se devo dire lei già partecipa in trasmissioni televisive, radio, quindi già ha un percorso artistico, però non è mai stata qui a Bella TV. Chiamiamo Lucille. E diamo il benvenuto. Ciao Lucille. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera Lucille, ben arrivata anche a te, benvenuta. La mia collega Mary Milani. Tanto piacere. Piacere. Qui Claudio ci sforna sempre tantissimi talenti e sono sicura che tu rientri in quella categoria di grande talento. Brani inediti ne hai? Perché ho capito che sei una cantante. Ci sto lavorando. Oh, quindi ci saranno anche delle novità sì. firmate con il tuo nome. Bene, stasera cosa avete scelto? Cosa ha scelto? Ha scelto, ok. Uomo bastardo di Marcella Bella. Ai. Iniziamo così, belli tosti, tosti, iniziamo. Comunque è un brano di una nostra concittadina ed è un piacere. Sì. Va bene, dai. Marcella Bella. La facciamo ascoltare? Sì. Vai, signore e signori, Lucille, qui al The Talent Show. Quello che adesso chiami amore sarà un'amara verità. Lei ti fa sentire uomo, non sei neanche la metà. Accettarlo adesso è dura, ma con un'altra donna no. Io dividerti non posso, spendere la vita in me. Dicevi sempre ma non valevi niente, e adesso guarda quel che sei. Preferì come l'aria, stringerai nessuno, ogni gesto mio rimpiangerai, vedrai. Leonardo
un soffio va via. Tu sei l'uomo più passato che amerò. E io me l'immagino più bella, è un po' più giovane di me. Volare sopra una farfalla è impossibile, lo so. Tu mi dicevi sempre ma non valevi niente, e adesso guarda quel che sei. Abbracci solo l'aria, stringerai nessuno, ogni gesto mio rimpiangerà, vedrai. È una bugia che con un soffio va via. Dove c'era amore un tempo c'eri tu. Tu sei l'uomo più passato che amerò. Na, 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 na. Stringere il mio cielo a pochi sogni ormai, ma un abbraccio vero d'amore non avrai. Se leggi ancora il mio pensiero, dimmi chi veramente tu sei. Tu sei l'uomo più passato che amerò. Tu sei l'uomo più passato che vorrei. Tu sei l'uomo più passato che vorrei. Bravissima, complimenti, un vero talento questa sera abbiamo avuto. Mamma mia, Lucille, non è brava? Molto brava, anche bella interpretazione, che anche quella non deve mancare quando si sale su un palco. Lei le trasmette ha. molto, questa artista è un'artista che trasmette molto. Complimenti Lucilla, noi speriamo Grazie di mille. ritrovarti a questo punto. Spero di sì. Con il tuo Certo. inedito anche. Brava! Noi ormai ci Ok, capiamo al volo. ok. Con un inedito. Ok, ci sto lavorando e spero al più presto di Portarlo e presentarlo. Con molto piacere. Vuoi salutare qualcuno? Saluto le persone che mi seguono, saluto la mia famiglia e saluto Paola 4. Grazie, Un ci bacione vediamo a tutti. presto. Bravissima Ciao. insegnante Paola. Ciao, Sì, ottima insegnante. Ciao Lucille, ci vediamo. Ciao, una buona serata. Abbiamo aperto bene Claudio, mi piace oggi la novità, eh? Sì. Mi piace veramente come hai Questa detto. sera abbiamo un mix tra degli artisti che sono stati già qui negli studi di Bella TV e degli artisti nuovi che vengono anche da esperienze molto importanti. Mi piace. Adesso abbiamo un talento che lei era prima un talento, adesso si è affermata perché lei è stata scovata in un talent che noi abbiamo fatto in giro nei locali. Bene. La chiamiamo? Subito. Ester Stella! Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Ester! Ciao. Ben arrivata anche a te. Allora, Stasera tante voci femminili. sì. Mi piace. Di solito abbiamo gli uomini, noi donne siamo in minoranza e invece questa sera ne abbiamo un'altra bellissima voce sicuramente. Allora ditemi un po' cosa hai scelto, perché io ogni volta metto in mezzo anche Claudio, però sicuramente c'è una scaletta che si fa insieme. Intanto dobbiamo fare gli auguri telespettatori ad Estere perché da poco è diventata mamma. Come si chiama la bimba? Auguri. Isabelle. Isabella. Auguri. Anzi, ne approfitto per salutarla. Riesci a stare lontana? Ecco, perché già immagino, questa è di solito quando arrivano le piccoline è la cosa più grave, allontanarsi da loro non appena arrivano. In realtà avevo pensato di portarla qui. Ok. Però poi La prossima volta. La prossima volta. La portiamo, esatto. la Magari portiamo. canterà insieme a me. Brava, brava. Guarda che questa è una cosa secondo me bellissima, quando le mamme hanno un sogno e magari vedono che anche le loro piccole condividono questo grande amore per la musica, che poi la musica è la cosa più bella che ci può essere, diciamo pure la verità. Allora, cosa hai scelto questa sera? Surrender di Laura Pausini. Oh, un'altra canzone bellissima. Non ci resta che ascoltarla, dedicata alla piccina, no? Esatto. Vai Ester Stella! I can't pretend anymore that I
that I'm in a mood. I can lie to myself that I know, always thinking of you. You make me strong. You saw me on a way to fall in love. When I thought I never need, no, I can't get enough. I always made it on my own. I hope it's thought that I would get control. You change everything I believe in, and now we just can't find this feeling, baby. I raise my hands and I surrender, 'cause your love is too strong and I can't go on without your tender arms around me. I raise my hands and I surrender. I don't wanna resist, 'cause the touch and your kiss, I shatter my defenses. I surrender. I had to admit that I never thought I'd be someone this way, 'cause you open my heart so that I can see so much more. I always made it on my own. I hope it's thought that I would keep control. You changed everything I believe in, and now we just can't find this feeling, baby. I raise my hand, surrender, baby, 'cause your love is too strong and I can't go on without your tender arms around me. Hey, I raise my hands and I surrender, 'cause I wanna resist, 'cause your touch and your kiss, I shatter my defenses. I'll surrender. I surrender to this feeling in my heart. I surrender to the safety of your arms, to the touch of your kiss, to the taste of your kissing. I raise my hands and I surrender. Oh baby, baby, 'cause your love is so strong and I can't go on without your tender arms around me. Hey, I raise my hands and I surrender, 'cause your love is so strong and I can't go on. I surrender. Cause I wanna be strong and you can't go on without your tender arms around me. I raise my hands, surrender. I can't take anymore. I can lie to myself that I know I was thinking of you. Bravissima, complimenti. Grazie. Davvero. Cantare in inglese è sempre difficilissimo. Mamma mia. Quindi brava. Io non so se la bimba sentendo il brano piangerà per l'emozione, meglio che non piange, no? Riderà. Perché sennò, povero papà. Penso che inizia a cantare insieme alla mamma, secondo Sì, me. sì. Canteranno in due, quindi il papà godrà. Ma io di due ho voci avuto il piacere meravigliose. anche di vederla, perché ci siamo incontrati al centro commerciale per Natale, era nata da pochissimo. Bello, questi sono i momenti più belli, godili al massimo, quindi ancora è piccolissima. Noi ti ringraziamo anche a te per essere stata Grazie a con voi noi. per l'opportunità. Ti aspettiamo, No, grazie a te. Alla Alla prossima. Grazie. Ciao, Esther. Ciao. Allora, Mary, Ah, bene. Fino abbiamo adesso- detto- tu mi piace, fino adesso 10. che no, dai, è troppo Ti ho- buona, dai. No, guarda che tu stavi dicendo che voto e poi mi è uscito fuori da solo il voto. Vedi, c'è stato qui la connessione mentale, Sai cioè cosa dice quel mia filo mamma? che ci unisce. Se eri bravo, come sai organizzare a scuola,
eri il primo della classe, invece ero l'ultimo. Non ti preoccupare, pure io condivido. Gli artisti sono sempre gli ultimi. Infatti. È così, poi escono fuori, guarda qui che papà di ragazzi che sono venuti fuori. Ma anche l'ultimo ero settato all'ultimo. Smuto, non Giuliano. Ero anche seduto all'ultimo. Anche quando si partiva in gita, sempre i posti nel pullman. Alla fine mi ci metto io. Una volta la maestra, la professoressa mi ha visto silenzioso. Dice: ma che bravo questo ragazzo, signori telespettatori. Sì, ero silenzioso perché con il mio compagno di banco stavamo giocando a carte. Ah, ecco, capito. Giocavamo alla colazione. Ah, e chi vinceva? Una volta io, una volta lui. Qualche tipo di colazione? Cornetti o cose salate? Quello che capitava, io di solito il salato. Ok, quindi tipo una bella bolognese, una cazzicciata, esatto. roba fina, va, l'arancino alle 8 A 16-17 anni non è che stomaco stai di lì. ferro. E infatti oggi... frega della dieta. Io mi prendo un cornettino, quello di dico. No, io neanche la colazione faccio. No, invece sbagli. So. La colazione, il mio nutrizionista mi bacchetta. La nutrizione, scusami, la colazione è il pasto più importante della giornata. Ed è vero, sai che io la mattina mi mangio anche le uova? Non scherzo, uova, avocado. Bella, sostanza. Brava. A una persona che noi abbiamo invitato, il dottor Salvo Zappalà, e lui è il presidente ente Proloco Regione Sicilia e anche della Proloco di Giarre, che ci deve un po' spiegare due cose perché c'è Adesso un'iniziativa con noi. delle info, ecco. Dottor Salvo Zappalà, Raff, venite. Spieghiamo un attimo quello che succederà. Buonasera Ciao a Raffa, tutti. buonasera. Allora, buonasera, tanto piacere. Mary Milani, dottore. Allora Raff, passiamo il microfono al dottor Zappalà. C'è una bella iniziativa che inizierà il 31 di maggio, se non sbaglio, fino al 2 di giugno. Intanto giusto? come sta? Perché so che è stato lei fuori a Milano. Intanto buonasera a tutti, Buonasera. grazie dell'invito. Vedo che è una bella trasmissione, questo è Talent Show che porta avanti queste nuove Giovani. proposte, giovani, veramente bella. Niente, siamo rientrati da poco da Milano, siamo stati alla BIT, alla Fiera del Turismo, abbiamo portato questo messaggio siciliano dove diamo questa valorizzazione in più del turismo in Sicilia. Sì. Porta bene Beh, perché... posso dire una cosa? Sì, Che certo. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shots and kicks in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. molto bello per chi è in radio, ovviamente non ci sta seguendo in TV. Mettiti qua, Raffa, È un po' stato
è stato mostrato un po' quello che viene organizzato durante l'anno, dai raduni alle feste. La Befana in Spider non l'avevo mai vista, Massimo con il Scopa, in Spider ancora no, però avete fatto anche È questo. un'emozione anche per i ragazzi e i bambini trovare una nuova ninfa, diciamo come la Spider arriva con la Befana. Bellissimo, insomma tante immagini dove si è stato mostrato quello che è stato organizzato, lo dico perché in radio, in modo che così La si prologo rende di Giare, conto. diciamo, ha un nome, no? Per questo a Giare si organizzano tanti eventi Anche perché tramite la 75 prologo. anni, voglio dire, E anche noi due abbiamo 75 anni. messi insieme. È una di quelle prologo storiche che veramente porta da tantissimi anni tutte queste iniziative che man mano si sta portando ancora avanti. Dobbiamo dire una cosa importante, Sì. ecco, che quest'anno faremo una cosa molto bella dove si festeggeranno i 65 anni, in più ci sarà il Festival Callipolis, che sicuramente sarà un successo perché porteremo tutte queste nuove leve, diciamo, musicali che sono i talent nuovi. Ecco. Con Quindi- voi sicuramente sarà all'altezza Grazie della dottore. situazione. Diciamo che ci sarà questo avvenimento, durerà dal 31, spieghiamo un po', dal 31 maggio al 2 agosto. 31, 1 e 2. Ok, quindi Però sono il 3 31 ci giornate. sarà il festival. No, spieghiamo un attimo, intanto il festival sarà il 31, però sono Esatto. 3 giornate quindi in toto. Sì, sì. E il 31 invece sarà dedicato proprio a questo festival dove ci saranno queste nuove proposte e si possono iscrivere anche... Brava. Ok. Mi rivolgo ai telespettatori, a tutti coloro che magari non vogliono venire in TV perché hanno quel timore, però magari davanti a una piazza È ancora riescono. peggio. No, ma c'è qualcuno Sì, che è ha vero. questo tipo Di blocco mentale, blocco. esatto. Vi potete scrivere, potete contattare Raff D'Amico perché sarà alla fonia, il fonico, o me o Miriam. Passo Mary, il microfono Mary, anche a Mary. Raff. Mary. Miriam, Mary, perdonami. Niente, non ti preoccupare. Saluto Miriam, la mia collega. La salutiamo. Vai. Sì, basta contattare me su Facebook o tramite i social o Claudio Sappietro e possiamo organizzare una bellissima serata. E, giustamente per la prologo di Giare ringraziamo a Salvo che tiene Giare vivo. Vivo! E voi, Grazie Salvo! voglio dire una cosa, a prescindere dalla partecipazione o meno, ovviamente siete tutti invitati ad essere partecipi per godervi lo spettacolo, perché sicuramente l'intenzione è quella, far divertire tutti coloro che saranno presenti, invitati. Dobbiamo ricordare anche perché è all'interno di una manifestazione che è la Notte Bianca, famosa a Giara, tutta la notte giarese, che I negozi aperti. porta 15-20 mila persone ogni anno. Quindi ragazzi, vai là. Allora, ti faccio il riassunto. Finisci di lavorare, la domenica però non si lavora, ma non si sa mai, te ne vai a scampagnare quello che poi. Alle 7:30 ti prepari. A che ora iniziamo? Alle 8:30? 20-30, sì. 20:30, ti puoi fare le passeggiatine nei negozi, ti siedi, c'è la roba da mangiare, da bere, ti godi tutte queste bellissime voci. poi ci sarai anche stai tu, in Mary. compagnia. Ci sono pure io. Ti invitiamo come ospite o in giuria se vuoi accettare il nostro invito, farei Grazie. ascoltare qualche tuo brano che prossimamente già mercoledì uscirà Il quarto uscirà mercoledì alle 15:30. nelle giusto? piattaforme digitali, quindi Esatto. ti aspettiamo, ti aspetta Grazie. il dottor Zappalà, ti Grazie aspetta di cuore. Raff. Che Grazie dire? ragazzi, per noi è stato davvero un piacere Piacere mio. averla qui, spero che tornerà a trovarci magari per continuare a parlarne, perché quando si parla di turismo, quando si parla di portare avanti la nostra città e di dimostrare soprattutto tutto il buono che c'è, noi siamo sempre disponibili e ci fa davvero tanto Grazie, piacere grazie. esporlo a tutti perché non sempre arriva. Quindi Grazie, buona continuazione. Grazie Dottor di cuore. Zappalà, il microfono, la saluto, lo lasciamo a noi Tanto perché... piacere. Allora, Raff, Raff, Allora, vieni qua, avvicinati al centro. lui Allora, Raff è di poche parole, sì. dovete sapere, però lui ha tutto Però in canta. testa, lui è quello che lavora dietro le quinte con la regia. Questo sì. E Sì. non sbaglia un colpo. No, no. E là no. E non sbaglia un colpo, ma anche quando canta vedi che non sbaglia un No, colpo. Ecco, lo diciamo Raffa, possibilmente non c'è tanta parlantina, ma quando si prende il microfono in mano per cantare, apri il cielo, ci fa divertire tu, stasera ci fai ballare? Allora, balla, l'ultima che ho fatto. Visto che l'ho detto che ci faceva ballare. Dove c'è il videoclip che è stato girato a Fondaghello, che vogliamo salutare tutti coloro che sono stati a Fondaghello Salutiamo soprattutto per il discorso del ciclone Harry, che ci sono stati danni, quindi Soprattutto Hanno a avuto
anche a Mascali, scusatemi se mi permetto, ma a Mascali so che nella notte di San Valentino c'è stato anche molto danno. Sì. C'è stata anche lì una situazione non piacevole per nulla, quindi speriamo che presto veramente si risolva tutto, perché Speriamo infatti questo che tempo quest'anno si è stato riprende tutto di disastroso. nuovo e purtroppo dobbiamo andare avanti. E... Più forti di Si prima, riparte, ancora più si bello, riparte. dai. Allora, Raff. Un augurio con questo brano balla? Salutiamo tutti gli amici da casa, saluto la mia famiglia, i miei piccoli che sono sicuramente che ascoltano, ci piace questo brano, lo dedico a tutti loro e a tutti quelli che ascoltano Radio Bella. Grazie. Buon ascolto. Balla, Raff! Sotto il sole che ci abbaglia sento tante voci in una piazza, il cuore non si stanca, da mattino fino a mezzanotte. C'è una musica che ti rimane e ti fa ballare forte. Parabara, 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 siamo noi degli anni d'oro, con i nostri giradischi, dove l'Italia prima sul podio, tra tutti i cuori e tutti i fischi, dove l'amore vinceva, ma poi ti feriva, e bastava un ballo a cambiarti la vita. Ma questa notte qui si balla, 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 salta, 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 e allora balla, 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 salta, 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 voglio sentire le voci cantare più forte, voglio vedere la luna che esplode stanotte, non ti capita nessuna replica, qui si balla, 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 vedo ancora i tuoi occhi su di me, tu mi fai sentire vivo quando mi accarezzi il viso, e stanotte fino all'alba sai perché questa musica non stanca, vuole ancora un'altra danza. Parabara, 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 e bridiamo i nostri giorni quando facevamo i dischi, dove l'Italia è nel nostro cuore e tutto il mondo stava a sentirci, dove l'amore vinceva ma poi ti feriva, dove bastava anche un bacio a cambiarti la vita. Ma questa notte qui si balla, 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 salta, 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 e allora balla, 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 salta, 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 voglio sentire le voci cantare più forte, voglio vedere la luna che esplode stanotte, non ti capita nessuna replica, qui si balla, balla, balla. Balla, 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 salta, 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 voglio sentire le voci cantare più forte, voglio vedere la luna che esplode stanotte. Balla, 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 salta, 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 voglio sentire le voci cantare. Bravissimo Raff! Grazie, grazie. Grande, grande Raff! Questa canzone a noi ci piace tantissimo. Dobbiamo salutare l'Arcobaleno Dance. Che ha fatto la coreografia anche. Esatto, salutiamo. Tutti, e complimenti anche per tutti quei passetti pazzeschi, perché voglio dire Grazie, che grazie. tutti quei movimenti di piede. Ma te la resto. posso dire una cosa? Ma a te, chi ti ha insegnato a parlare così? Ragazzino andavo in discoteca io. Hai capito? Quindi Ah, briscoletto! Il trucco c'è sta. Briscoletto! Complimenti. sono dei passi che facciamo. Allora, che facciamo? Chiamiamo il prossimo artista perché Sì. è un amico suo che tu conosci davvero bene. Sì. Lo vogliamo Salvo. chiamare? Salvo Vai, Garozzo. Salvo!
Ma perché? Perché lo conosci così bene? Lo dobbiamo dire ai telespettatori, dobbiamo dire... Il mio fan che ascolta tutte le mie canzoni e non solo, c'è anche una sorpresa. Ah sì? Stasera? Sì. No, non svelare Prego. niente. La svela lui. Buonasera a tutti. Ciao buonasera. Salvo, bentornato. Ciao Mary, ciao Ormai Claudio. con lui lo... Posso dire una cosa? Ormai Sì. lui è anche il nostro portafortuna, perché noi quando abbiamo ideato questo programma, perché noi ci conosciamo, no? E siamo anche, tra virgolette, della stessa zona, abbiamo parlato di questa idea e c'era anche lui, no? Quindi voi lo vedete anche spesso con noi perché lui è anche il nostro portafortuna, il programma sta andando avanti e a noi fa piacere se tu sei sempre con noi. Grazie Claudio, grazie. Vero, ti vogliamo qua. Allora, sempre, perché vuol dire che funziona. Cosa vuoi fare ascoltare ai telespettatori, a Mary, a Raff? Vediamo se indovino. Un brano di Raff alla mia età. Ok. E questa è una canzone che ho scritto per il nuovo amore, la nuova vita che ho fatto, parla della mia storia, dedicata alla mia compagna che la saluto a casa. Gli mandiamo un bacione grande. Un salutone. Grazie. Sì, ma io volevo dire una cosa, telespettatori, ok, tu l'hai dedicata alla compagna, eccetera, eccetera. Ma Salvo Garozzo, tu a chi la dedichi? A chi la dedico? A microfono? Non lo posso dire. Fate Non lo puoi fatti i dire. tuoi, ma Misterioso, ma lui misterioso. è che vuole sapere le cose. Fai bene anche io. Troppe cose vuoi sapere Claudio? Cosa? Non ho capito, Ma sì. Raff, che volevi dire? Un anonimo. Anonima. La facciamo ascoltare? Fate cambio di microfono nel frattempo, per favore. Ok, facciamo cambio, Dopo uno, te lo due. ritorno quello. Vai. Ok? Lo lasciamo qui? Andiamo. Vai, Salvo Garozzo, vai, The Talent Show. Grazie. Come un gabbiano volerò, io la mia vita cambierò, come un poeta scriverò e giuro mai mi fermerò. Il mondo gira insieme a noi, il tempo passa e se ne va, poi tutto quanto volerà, rimane solo la città. Il mondo è l'eternità, ma è la mia età che se ne va. Chissà se con lei rinascerò, insieme a lei ripartirò e la mia vita cambierò. Amore mio, ma che farò? Rimane solo la città, l'amore vero è questo qua, che non potrò dimenticare, l'amore vero alla mia età. Il tempo passa e se ne va, ma tutto quanto svanirà e solo il mio sogno resterà. Vicino a lei vorrei restare, ma tanto amore le darò e la mia vita cambierò, insieme a lei ripartirò, perché l'amore è questo qua, non durerà fino all'eternità, ma tutto quanto svanirà. Chissà se con lei rinascerò, insieme a lei ripartirò e la mia vita cambierò. Amore mio, ma che farò? Rimane solo la città, l'amore vero è questo qua, che non potrò dimenticare, l'amore vero alla mia età. Rinascerò, insieme a lei ripartirò e la mia vita cambierò. Amore mio, ma che farò? Rimane solo la città, l'amore vero è questo qua, che non potrò dimenticare, l'amore vero alla mia età.
come un poeta scriverò questa canzone, canterò, di questo sogno io vivrò, è la mia età che se ne va, ma tutto quanto svanirà, solo il mio sogno resterà, questo è l'amore alla mia età. Complimenti Salvo. Grazie. Complimenti. Grazie. Ormai ti conosciamo, sappiamo il tuo mood, sappiamo benissimo, conosciamo. Secondo te porta fortuna? Porta fortuna. Che dite? Porta fortuna? Porta fortuna, ti aspettiamo nella prossima puntata. Grazie. E allora, intanto volevo salutare tutti i miei amici di Calatabbiano, Ok. come al solito mi seguono, e in particolare l'Angolo dei Fiori di Caterina Garozzo, che è mia sorella, e la Ludo Games sala giochi di Paolo Lombardo. Perfetto. Salutiamo tutti e ringraziamo te. Ci vediamo alla prossima, Salvo. Ok, Mary, scusa, Vai. da un periodo di tempo che nella testa c'è un brano che mi tormenta, non so se lo conosci, fa La melodia dell'amore Sai travolgere. Ma questo è un brano di Mary. Quasi sai che lo conosco, fino all'alba. Ma questo è un brano di Mary, ragazzi. Hai buon gusto, ragazzo. Hai buon gusto, Grazie. Salvo. Complimenti. Dillo. Fantastico. Mary, lui è un tuo grande fan. Ovviamente. Grazie. Diciamo che, visto che di Calatabbiano, ci salutiamo anche Olem, perché con Olem Certo. questo brano, proprio questo, dobbiamo registrarlo con la sua voce in versione rap. Quindi Olem a hai marzo scelto ci sarà. bene. Grazie, Salvo. Ed Grazie è a mercoledì voi. ci sarà il brano nuovo, in attesa, stay Lo tuned. ascolterò sicuramente. Grazie. Mi piace quando mi dicono queste cose, mi emoziona. Lo vedi? Il primo fan? No, uno dei tanti. Grazie di cuore. Ci vediamo presto, Una Salvo. buona In bocca al serata. lupo Ci sempre. vediamo. Una buona serata. Anche a te, Grazie. ciao. Allora, prima di chiamare ovviamente il prossimo ospite, volevo sempre ricordare e ringraziare lo sponsor della puntata MK Certo, lo facciamo Wash. rivedere, assolutamente d'accordo con te. facciamo rivedere. Questa fantastica attività, nonché una lavanderia di Mariangela e Angelo. Servizio a domicilio gratuito, noleggio biancheria, soprattutto noleggio biancheria per case, vacanze, B&B, ristorante, case di riposo, in via Vitaliano Brancati numero 16 a Mascali. Ad angolo c'è un supermercato, sulla Nazionale nella via Sicolo Orientale c'è un supermercato, credo che sia la EO, ora non ricordo, numero 342 6291 021, e volevo sempre ringraziare perché loro mi hanno stirato e lavato il vestito di stasera. Grazie. Grazie MK Watch. Allora, adesso siamo pronti? Abbiamo un piccolo talento, Mi piace. quando- piccolo cantautore. Mi piace ancora. Lui viene da San Cataldo, sai dov'è San Cataldo? Fatto un po' di strada per essere qui stasera, eh? E ci farà ascoltare un nuovo singolo che lui ha scritto e sta un po' spopolando in tutti i social. Lui si chiama Calì. Facciamo un forte applauso. Piccolo cantautore. Buonasera a tutti, buonasera. Grande Calì. Ciao Calì, buonasera. Buonasera. Ti presento Miriam. Sempre Mary. E Mary. Stasera non mi chiamare Claudio. Allora, non ti preoccupare. Allora Calì, noi già ci siamo visti prima. Lui come diceva, piccolo, ti aveva fatto diventare di 8-9 anni. È un giovinotto, altro che piccolo. Autore anche dei tuoi brani, quindi? Sì, diciamo che ho fatto il mio primo inedito. Lo vorrei portare qua in Bella Radio TV. Oh, ma scusa, Ma ci devi dire una adesso lo cosa, fai. ci devi dire com'è nato questo brano, come hai scritto questo brano. Ecco, è importante che i telespettatori devono sapere come l'hai scritto. Certo, allora io intanto ho avuto questa passione anche da piccolo. Fin da piccolo io scrivevo dei brani. Sì. Fin da piccolo ce l'ho avuta questa passione di fare E poi ti musica. sei lanciato. Sì. E ci sono altri brani nel cassetto? No, è il mio primo inedito che Come ho fatto. si intitola? quindi L'oro e l'argento. E È me lo una vuoi- canzone siciliana. Quindi io, che amo la musica siciliana, Come potevi non invitarlo? Assolutamente. Pronto a presentarlo? Certamente. partiamo? Vai. Vai! Calì! Sveglia alle
alle 5, struscio di chiavi, o caffè amaro, piedente e più bravi. Mio padre diceva, figlio stai attento che l'onore è piuma ma un soldo è vento. Vento che soffia e ti porta lontano, ma ti sporca la faccia e ti tace la mano. Verranno a cercarti se hai le tasche piene, ma spariscono tutti se il freddo ti viene. Sordi, sordi, maledetti sordi, fanno parlare i muti e sentire le sorde. Con loro t'accatti una raggia di sole, ma non ti può accattare un rispetto tu signore. Sordi, sordi, catene d'argento, volano via come foglie nel vento. Povera è l'uomo che avi miliona, ma di indalo petto non navi canzoni. Qua vede sorte campa felice, ma con nave perde l'amici. E vedi tu tizio con l'auto di lusso, paga la cena e avi successo. Si scorda la terra, si scorda la vigna, si scorda famiglia, si scorda sanguigna. Un pezzo di carta si vennero l'arma, e ogni banconota perde una karma. Quando costa tu manna lo signore, mo tempo che passa non ave padrone. Mangiano sorde, sputano veleno, corrono forte ma senza lo freno. Ma quando a nottata si chiudono l'occhio, o soldo non conta, nero le trocche. Mangiano sordi e sputano veleno, corrono forte ma senza lo freno. Arriva la vandalo gran tribunale, l'occhi sono neri, siamo tutti uguali. Sordi, sordi, maledetti sordi, fanno parlare i muti e sentire le sorde. Con loro t'accatti una raggia di sole, ma non ti può accattare un rispetto tu signore. Sordi, sordi, catene d'argento, volano via come foglie nel vento. Povera è l'uomo che avi miliona, ma di indalo petto non navi canzoni. Miglio pane schitto a testa per l'aria, schiena corona d'oro e l'anima carceraria. Lo sole sorge per tutti, magari piccona vi manco un sordo, magari per mia. Bravo e complimenti. Hai visto? Per testo, perché diciamo la verità corrisponde, e anche per quanto sei bravo a cantare, non è facile cantare questi brani. Ma poi lui fa Complimenti. anche teatro. Fa teatro, fa un po' di tutto. Si vede che riesce a avere padronanza del palco e anche con le telecamere, quindi Poi lo trasmette. la cosa che mi ha colpito, lo sai cos'è? Che diciamo, io ho detto giovanissimo perché giustamente 16 anni magari si pensa a giocare alla play e altre cose, no? Tu invece col tuo brano hai deciso di mandare un messaggio a tutti i tuoi coetanei per far capire che i soldi nella vita non contano nulla, sono importanti ma fino a un certo punto, perché tu ti puoi comprare, va bene, degli oggetti, ma non ti puoi comprare i valori, la vita, la dignità. Rispetto. Bravo, volevo Bravo, è fare i bello complimenti che è stato scritto a te soprattutto da un giovane. e alla famiglia che ti hanno educato in maniera zenith. Con sani principi. Bravo, complimenti, ti aspettiamo di nuovo. Vuoi fare qualche saluto? Esatto. Sì, certo. Allora vorrei ringraziare anche a tutti voi. Sì. A Claudio, a Mary. E anche alla regia, va, diciamo. A tutti i telespettatori che ci stanno pure seguendo sui vari social. Noi salutiamo tutto il popolo di San Cataldo che ci sta seguendo, tutti gli amici. Hai detto bene, dobbiamo ringraziare. Un grande bacio a San Cataldo e a Caltanissetta pure, che mi staranno seguendo sicuramente. Sì, sono tutti collegati e noi ti ringraziamo davvero. E dobbiamo anche ringraziare Raff. Certo, Raff. Perché il The Talent Show è un programma mio e di pure Raff. Va bene? Complimenti. Oh, ti aspetto quando fai un brano. Aspetta. Ora la casa la ringraziamento. Allora, poi Sì. posso dire un Certo. Poi vabbè, vorrei ringraziare ai miei due pilastri, perché sono uno è Corrado Sillitti che mi ha fatto il brano del primo inedito, e l'altro vorrei ringraziare anche di cuore Gianni Naro, che è stato lui a montare il videoclip, ma è una persona veramente brava veramente questa Che persona. bello, si vede che trasmetti gratitudine reale. Complimenti per la persona che sei, soprattutto rimani così anche crescendo. Grazie davvero di cuore per esserci stato e ti aspettiamo, torna a trovarci. Noi ok? rimaniamo in contatto perché adesso che abbiamo fatto amicizia non ci perdiamo, ok? Grande. Grazie, ciao. Buona serata. Allora, dobbiamo correre. Abbiamo il prossimo. In gamba. Mi dicono dalla regia, in gamba, signori. Allora,
Allora, chi c'è adesso? Chi tocca? Mary, ce la faccio come a Talent Scout? Bravissimo, scegli. Magari ogni tutti tanto mi confondo, artisti posso sbagliare qualche parola, però ragazzi, può ma capitare. ci sta sempre quello. E ti dico anche il perché. Cosa? Perché io purtroppo oggi ho deciso di bere acqua prima di venire qua. Perché di solito che bevi? Ho voluto fare una prova, ho detto vediamo se io mi bevo un po' di acqua come vado. Se io non mi bevo un goccio di whisky, non reggi. no, è la mia. La prossima volta whisky in regia, grazie. Ci sono quelli che sono emozionati, quindi se si bevono un po' di alcol vanno. Invece è bravo, perché ho bisogno del carburante. Va bene. Comunque, allora, adesso talento. torniamo ad una voce femminile? Sì, è un talento che io ho scoperto tramite la mamma che si è esibita prima, che è Lucille, ma parliamo della figlia che si chiama Veronica. Veronica, ragazzi, Veronica. Ma qui abbiamo la famiglia di cantanti allora stasera. Ma non è raccomandata. Ciao Veronica. Ciao Veronica, buonasera. Benvenuta anche a te. Vieni, avvicinati. Stai qui vicino a noi. Allora Veronica, passione per la musica presa dalla mamma, quindi tramandata? Sì. Ecco, quindi anche lei innamorata della musica, ci sei cresciuta con la musica, quindi. Cantava di solito la mamma a casa? Canta? Sì, sempre. E tu canti insieme a lei? Sì. Una famiglia di canterini. Da quanto in tempo? casa si canta? Se possiamo chiederti. Io da 4 annetti. 4 anni. Non sono pochi, 4 anni. La devo rimproverare tua mamma perché non ha molto tempo che io so che Veronica canta, quindi. La voleva tenere nascosta, tu che ne sai? Lo so. Per essere sicura. Allora, Vero, cosa hai scelto tu stasera? È una canzone di Annalisa. Quale? Il gatto blu. Oh, sono molto curiosa di sentirla, quindi direi di lasciarla subito. Che ne Andiamo? dici? Pronta? È carica? Sì. Ah, noi la lasciamo qui. Vai, Veronica. Grazie. Dai, fatti vedere, mi raccomando. Alice nella stanza chiusa restava senza capire perché. Così un giorno le disse dritto negli occhi: se sentirsi speciale. Il ragazzo dagli occhi di perla indagava senza capire perché. Così un giorno le disse dritto negli occhi: dimmi che posso fare. Guarda nel blu e arriva lassù e portami un grammo di nuvole. Le mise 2 ali sotto le mani, tornerò con quello che vuoi tu. La città si fece piccola in fondo agli occhi suoi blu. Le restò per sempre lì a guardare dalla finestra, sola e con un gatto blu. Alice non era ancora felice, voleva ancora di più. Il ragazzo dagli occhi di perla le disse: cos'altro posso fare? Guarda nel blu e arriva lassù e portami un grammo di nuvole. Le mise 2 ali sotto le mani, tornerò con quello che vuoi tu. La città si fece piccola in fondo agli occhi suoi blu. Le restò per sempre lì a guardare dalla finestra, sola e con un gatto blu.
brava Veronica, sei molto brava, davvero, 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 davvero tanto. Bellissima voce, bellissimo tutto. Sicuramente una scoperta di quelle che farà tanta strada, Veronica. Io, secondo me, un'idea, magari un duetto, parlavate prima di inediti, no? Sì. Un duetto inedito mamma e figlia, sarebbe perfetto. Sì, ma secondo me prima se ne devono venire ognuno con quello suo. Non lo Poi so. il duetto. Secondo me ognuno con quello suo. Allora, e poi un domani. ascolto quello che dice Mary perché, Secondo me sì, più perché ora, siccome lei stava uscendo quest'ultimo brano singolo, lei è proprio Ma sai, del mestiere. hai no, visto? ma i singoli secondo me sono più belli perché comunque ti puoi esporre un attimino di più rispetto che col duetto. No, magari poi in un secondo momento il duetto è bello, però prima bisogna venire fuori soli perché è tua. Il primo brano E ti deve dico essere anche una proprio. cosa, Veronica, se hai bisogno una mano d'aiuto, abbiamo il nostro Sonny, Ah, lui è un sì. bravo autore, arrangiatore, basta Tutto, venire tutto. qua, vi possono dare, se avete un'idea, E lui, si può lui. lavorare, va bene? Tutta la mia musica la fa Vabbè. lui, quindi insomma, figurati, se non è bravo lui. Complimenti Veronica, davvero. Grazie. Sono sicura che camminerai tanto perché è brava. A chi vuoi salutare? Saluto il mio ragazzo, Sì. e saluto la mia insegnante di canto Paola Quattrocchi e anche mia sorella che mi sta seguendo da lontano. Complimenti tesoro. Ci vediamo presto, ok? Ciao, Veronica. Grazie, ciao. Allora, prossima Allora. artista. Dici. Abbiamo un ospite. Ok. Lei ovviamente è siciliana, è di Mister Bianco ed è stata a The Voice Senior nella squadra di Arisa, ha fatto emozionare tutti, me compreso, perché ci conosciamo e io sono riuscito a portarla qua, è un grande, per me è grande orgoglio. Parliamo di Anna Maria Facciola. Facciamo un forte applauso. Buonasera, Signore e signori, buonasera a tutti. direttamente da The Buonasera. Voice Senior. Grazie. Queste sono le esperienze belle, le esperienze di vita belle, le esperienze che non ci si dimentica e soprattutto che tutti vorrebbero fare nella vita. Sicuramente lasciano anche tanto. Sì, tantissimo. È un sogno che porto avanti da almeno 5 anni. Perché dalla prima edizione ho fatto, Avviciniamo il scusami, sì, dalla prima edizione ho fatto i provini, però non sono entrata perché ero troppo piccola per l'età. Per quello che richiedono loro, Sì, ok. infatti ci ho provato quest'anno, è andata bene. Bello, questo ci fa davvero tanto tanto piacere, quindi sicuramente tutti questi ricordi rimarranno impressi Nel cuore. all'interno nel cuore perché è lì dove si custodiscono quelli più belli. Ovviamente io non potevo che chiedere ad Anna Maria di rifarmi lo stesso brano. Lei era d'accordo? Ma lei voleva fare questo? Lo Mi ha volevo accontentato. fare perché la blind è stato tagliato il pezzo, quindi lo farò per intero. Ah, così almeno lo mandiamo in diretta intero. Almeno, ma una cosa me la fai passare, dai. Cosa? Il duetto no, la voglio sentire il brano intero. Certo, no, stavamo dicendo questo. Lei anzi è contenta di questa No, cosa. parlavo con te, hai detto una cosa me la fai Ah, passare. certo, no, ma è bella questa cosa perché comunque No, una volta scherzate. che è stato tagliato almeno qui ha tutta Certo. la possibilità di cantarlo per intero, che sicuramente insomma quando una arriva e ha voglia di cantare e poi dici ma no, ma dove manca un pezzo! Dov'è? Invece qua ce lo godremo tutto. Va bene, Ok. la lasciamo? La lasciamo, manderemo anche un videoclip che ho montato io per lei. Grazie. Vai, Anna Maria! Looking up on the morning rain, I used to feel so inspired. And when I knew I had to face another day,
brava! Ma io voglio fare una domanda. Tu avresti scelto a prescindere Risa? O il tuo cuore portava da No, era la mia scelta iniziale. Quindi quando hai visto che si è girata per prima, che hai pensato? No, si è girata per prima Loredana Bertè. Ah, vero? Poi lei e poi Neck. E cosa hai pensato quando l'hai vista che si girava? Allora, quando si è girata, vabbè, l'avete vista tutti, mi sono quasi messa a piangere. Sì, però lì è però in testa cosa hai detto? Ero felicissima, perché era il mio obiettivo, però quando ho visto che si è girata prima Loredana Bertè sono stata più che orgogliosa, perché lei proprio si gira quando ci sono i veri talenti, È vero, è vero. Questo mi ha riempito il cuore pieno di gioia. Almeno ho avuto le mie Saresti andata anche con la Bertè? Sì. Certo, Allora, chi lo dice no? prima di lasciarti, intanto ti ringraziamo, volevo farti una domanda. Il ricordo più bello che ti porterai da questa esperienza qual è? Da The Voice tu Sì. ti riferisci? Vabbè, è stato tutto il viaggio di The Ma c'è un Voice. ricordo in particolare? Quando sono entrata nello studio e si sono girate tutte le poltrone, quella sì, quello rimarrà sempre. E anche il duetto con Arisa, perché era il mio sogno. Quindi averla proprio vicinissima e fare il duetto con lei è stato il sogno più grande di tutta la Ma mia già, vita. anche se tu guardi, si vede l'emozione, come brillano gli occhi. Ma no, ma per chi ama cantare, per chi ha sempre sognato fare una cosa del genere, arrivare ad un punto tale è qualcosa che comunque tu dici lo sto vivendo davvero e mi appartiene, sono io che sto vivendo questa, perché lo guardi in TV e dici aspetta, ma questa volta è mio, sono io, È quindi vero. sicuramente sei abituata a vedere quel palco, tutto lo spettacolo che poi a casa è in TV. è un'altra sensazione. Però essere là, varcare la soglia di quello studio enorme, sentire solo i tuoi passi, il silenzio assoluto è una cosa strabiliante. Che poi sai, io penso in un momento del genere ti può venire anche quel po' di e ti esce quella voce, invece bisogna essere tutti di un pezzo. Essere carica, esatto. Ma di solito tutti i cantanti magari hanno qualche emozione per i telespettatori nel parlare, però nel cantare, quando si canta, siccome uno si Io fa funziono al contrario invece. Ma tu nasci showgirl. Io funziono al contrario. Dammi da parlare a voglia, dammi da cantare. Io credo che prima tu sei nata presentatrice, conduttrice, speaker e poi sei diventata anche una cantante. È vero. Quindi lei magari si è fatta accompagnare dalle note musicali, dal quando viaggio canto. e poi i telespettatori non ci pensi più. Infatti, Complimenti. quando io canto non ci penso. Che dire, ti ringraziamo. Grazie a voi. E ci vediamo presto. No, ma grazie a Vi te. ringrazio per avermi ospitata, mi avete fatto un grande regalo. Grazie a te per esserci stata. Spero di vedervi più presto. Noi ti rinvitiamo sicuramente, ti vogliamo di nuovo qua, ok? Ciao, Anna Maria. Complimenti. Ciao. Allora, siamo arrivati all'ultimo ospite. se non L'ultimo sbaglio. ospite, abbiamo l'ultimo ospite, però prima di chiudere la puntata volevo ricordarvi, quindi, se c'è qualcuno che vuole iscriversi al talent, qui basta mandare un video, se sei ballerina, cantante, Comico, giocoliere, qualsiasi cosa noi E accettiamo. poi Mary, volevo dire, se c'è qualcuno, ripeto, che vuole iscriversi alla prima edizione del festival, che sarà Giarre Il 31 il maggio. 31 maggio, può contattarci. Tu sei invitata come ospite. Grazie. Se vuoi venire in giuria me lo fai sapere, ti mettiamo in giuria. Ci saranno primo, secondo, terzo premio, medaglie per tutti, ci divertiamo in una piazza e la cosa importante è che farò mettere il nome di tutti i concorrenti. C'è un piccolo costo d'adesione, ma faccio mettere il nome dei concorrenti nel manifesto che poi verrà attaccato, quindi leggerete voi il vostro nome e cognome, tipo concorrente Claudio Salpietro. Va bene? Bella questa cosa. Ragazzi, contattateci. Allora, chi è il prossimo ospite? abbiamo l'ultimo ospite, volevo chiudere in bellezza questa terza puntata. Se ce la facciamo, sì. Ok. Vediamo. Ok. Ti sei scaricato. Lo chiamo io, Andrea Margaglio. No, ti sospendo proprio. Sei scaricato. Buonasera. Andrea, lui. Mi sento a casa mia già. Buonasera a Non avevo tutti, capito. Milani. Ciao, Andrea. San Pietro, Sonia, la regia. Buonasera, sei acceso? Vedi? Vai, prova. Ciao Andrea. Eccoti. Claudio San Pietro, ma ti vedo un po' giù. Andiamo a bere qualche goccetto, che dici? Bravo, mi sta tentando. Io ho visto, c'era il bar, ho detto l'acqua, scusa, ma io ho trovato il bar chiuso stasera. Niente. Non meglio lo fate, non meglio lo non bere. No, possibilmente è un rimedio, Mary, per me, io Può essere. come, che ne so, che ti posso Il dire. Santo Graal. No, se tu per esempio braccio di ferro gli spinaci.
Ah, ok. Ti senti più forte, ti dà la carica. Bravo. Giusto? Ma tu mi dai, facciamo una cosa, telespettatori, la carica me la dai tu? Ti sei scaricato, Claudio? Dobbiamo cambiare le batterie. Ci tornerai a presentare l'ultimo brano? Sì, un L'ultimo brano mio singolo? inedito, sì. Che voglio regalare a voi. Lo voglio presentare qua anche agli ascoltatori che ci Non stanno. è quindi quello del mese scorso, è nuovo? No. Ah, dillo allora che è uscito. È anche nuovo, però questo è amato da tutti, anche dai bambini, normalmente. Lo voglio presentare qua questo Come si brano. intitola? Love. Allora loviamoci tutti, ve lo lasciamo, Andrea. Detto anche TikTok. TikTok, chiamato. Vai, Andrea Margaio. cercata e il tuo video ho guardato tu sei la cosa più bella, tu sei la cosa più bella. TikTok, 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 oh my love. TikTok, 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 oh my love. Tu sei la cosa più bella, 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 tu sei la cosa più bella. TikTok, 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 oh. TikTok, 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 oh. TikTok, 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 oh. TikTok, 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 Se la cosa più bella, mi piace anche come titolo. Se la cosa più bella, love. Se la cosa più bella, mi piace, queste sono le melodie che ti entrano in testa. Questo è un brano amato dai bambini. E come fanno a cantarlo? Perché già lo cantano perché già ce l'hanno in testa. Ma se che non c'è il karaoke? Il karaoke c'è, già È stato c'è. fatto? Sì. Già è stato fatto tutto Mi ha a posto. ascoltato, ha fatto i brani karaoke Sì, su YouTube. sì. Io l'ultima volta l'avevo detto che è una cosa che devo fare. Le premesse per me sono Bravo. un debito. Bravo. E sono state fatte. E niente. Andrea, allora tu vuoi fare qualche salutino? Sì, allora io voglio salutare la mia famiglia, in generale tutta. Sì. Saluto mio fratello che questa sera mi ha portato qua, Antonio Margaio e tutta la sua famiglia. Saluto tutta la mia famiglia. Ok. Poi voglio salutare a Bari che c'è una piccola che si chiama Nicole. Ciao Nicole! Ciao! Canta questo mio brano e saluto anche Lucia Cicolella, tutta Bari. Poi voglio salutare l'ultimo saluto alla Germania, alla mia famiglia che si trova a Norimberga. Vai. Vincenzo Bacione. Margaglio, la famiglia Giuffrida Vincenzo. Sì. E naturalmente saluto il mio pianista Vincenzo Cantarella e mio cugino Salvatore Fallica. Se li hai ricordati tutti?
Sei un grande. Bravo Andrea. Dimmi, vai. L'ultimo voglio fare all'unica persona della mia vita che ha creduto sempre in me. E chi è? Mia mamma. Ciao mamma. Ciao. E naturalmente tua mamma. Che ti ascolta. Sempre. Ciao mamma. Le mamme sono uniche al mondo. Esatto. Andrea, noi ti ringraziamo. Grazie e a ti voi. aspettiamo ancora qui. Ci sarò perché a giorni devo lavorare su un brano nuovo che già stiamo. E ti aspetto, tu sei di casa ormai, dai. Ma a Ormai mi sento a prescindere casa se mia. sia nuovo o meno, Voglio ti aspettiamo. salutare alla regia Sonny. Grazie. Grazie a te Neri Milani. Grazie a te Andrea. Claudio Se Pietro, sei sempre un grande. A me non ti posso dire più niente, sei favoloso. Grazie, poi un andiamo abbraccio al a tutta te e a tutta la tua città. Grazie, alla prossima, grazie. Sei un Ciao, grande Andrea. Una buona serata e ti aspettiamo presto. Ciao. Ci sarò. Allora, andiamo in chiusura perché abbiamo un po' sforato, ma non ce ne frega niente. Andiamo a chiudere con l'ultimo brano, Claudio, come ogni puntata sarai tu a chiudere. Replica la facciamo venerdì perché dovrebbe essere mercoledì, ma mercoledì giocherà il Catania, quindi la spostiamo a venerdì, sempre alle ore 21. Perfetto, ok? replica ore 21. Io volevo fare questo brano perché voglio cacciare via il freddo quest'inverno. Ringraziamo lo sponsor. Esatto, la regia mi dicono lo sponsor, ringraziare lo sponsor. Che è sempre grazie. Chi vuole far parte della nostra puntata può contattarci. La fantastica MK Wash, nonché la lavanderia di Mariangela e Angelo. Esatto, servizio gratuito a domicilio e noleggio biancheria per case vacanze a Mascali. Va bene? Volevo dirvi, siccome c'è stato freddo, maltempo, eccetera, eccetera, Mary, io volevo fare questo brano, che è un brano molto che richiama l'estate. Vi chiudo questa terza puntata, ci vediamo a marzo, quarta puntata. Il titolo è Attimi d'amore, brano del maestro Salfi, che lo canto io. Ciao ragazzi, ciao! Claudio Salpietro. È una ragazzina bella e sbarazzina, tutta da guardare, dolce da baciare, stesa sotto il sole, sola in riva al mare, gli occhi dei ragazzi puntati su di te. Io che ho visto il mondo e ho vissuto il tempo, resto qui a guardarti, resto qui a sognarti, con la fantasia cerco i miei 20 anni, facile illusione, meglio non sognare. Bella francesina, donna sino in su, qui nel mio paese cerchi un po' di sole, tutti a coccolarti, tutti a regalarti attimi d'amore. Stesa sulla sabbia, ad arrostita al sole, sei diventata nera, sotto il soleone, bella ragazzina, sei così carina, resto ad osservarti. Si fa presto sera, pronta la valera, l'orchestrina suona ritmi brasiliani, bella profumata, spigliata e provocante, balli, 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 senza mai stancarti, guardo nei tuoi occhi, sento nel mio cuore, brividi d'amore, ma resto a guardare, cerco di capire, provo a immaginare, cosa si può fare, meglio non sognare. Francesina, donna sino in su, qui nel mio paese cerchi un po' di sole, tutti a coccolarti, tutti a regalarti attimi d'amore. Sulla sabbia, ad arrostita al sole, sei diventata nera, sotto il soleone, bella ragazzina, sei così carina, resta ad osservarti.